Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apertura di una nuova puntata di Panorama Sardo, parliamo di Intelligence, un progetto che è stato presentato in 2 giornate a Manifattura Tabacchi dal distretto aerospaziale della Sardegna. Soprattutto è stato presentato il volume di Mario Calinguri. Chi è Mario Calinguri? Mario Calinguri è un personaggio di grandissima levatura nel panorama nazionale e non solo. Con specifico riferimento all'argomento intelligence. Io ho conosciuto in occasione di un master che abbiamo organizzato, i Security Awards con il Ministero Spaziale qualche anno fa. È stato veramente estremamente brillante e ho colto l'occasione della sua presenza a Cagliari, un altro evento limitante, nella giornata di lunedì, per diciamo così, organizzare con lui questi 2 giorni. Uno in manifattura, altro in facoltà di ingegneria, per affrontare questo grande tema. Peraltro il libro che verrà presentato è un libro edito da Treccani, non gli dovrà aggiungere nulla sull'editore, è davvero un piacere poter affrontare questo tema che si inserisce in modo inequivocabile sul tema più complesso, che è la sicurezza nazionale. Ecco, qual è il rapporto fra la vostra organizzazione, il distretto, e l'intelligence? Non è che ci siano dei rapporti stretti e codificati. Diciamo che il distretto per sua natura si occupa di tematiche che sono in modo diretto o indiretto strettamente legate alla sicurezza. Vuoi quando si ipotizzano dei voli, delle missioni sul pianeta Marte, vuoi quando si affrontano temi legati all'architettura satellitare. Sono evidentemente temi che sono strettamente legati questo grande tema dell'intelligence, quindi insomma è un piacere, un onore avere una personalità di questo livello in questa circostanza. Ascoltiamo. Sardegna ha sempre avuto nella storia un ruolo fondamentale, dall'antichità, dai Fenici, da Cartagine, dai Romani. La nostra Italia nasce sotto il vessillo del Regno di Sardegna, che ha dato alla Repubblica 2 grandi presidenti della Repubblica, Antonio Segni e Francesco Cossiga, che è il mio maestro. Una curiosità che è anche quella del telespettatore: l'intelligence è nata molto tempo prima dell'intelligenza artificiale, ma vanno d'accordo? L'intelligence è nata con l'uomo, perché sapere utilizzare le informazioni fa la differenza tra la vita e la morte. E l'intelligence è uno strumento umano che deve confrontarsi adesso con un'altra forma di intelligenza creata dall'uomo. Come andrà a finire questo conflitto? Oggettivamente non lo sa nessuno. Bisogna però considerare che l'intelligence è la forma più raffinata di intelligenza umana, perché consente di andare oltre. Speriamo che vada anche oltre l'intelligenza artificiale. Prima di tutto l'intelligence serve per interpretare la realtà e quindi poi per cercare di prevederla.
è uno strumento fondamentale, tipicamente umano, perché ha a che fare con la logica, la razionalità e il pensiero. Oggi dobbiamo capire che viviamo in una metamorfosi del mondo dove nulla sarà come prima e l'intelligence è appunto una necessità sociale per le persone, per difendersi dalla disinformazione, per le aziende, per affrontare la globalizzazione e per gli stati, anche per gli stati, per garantire il benessere e la sicurezza dei propri cittadini. In definitiva l'intelligence è uno strumento, e qui utilizziamo tutti, per sostenere le nostre scelte in maniera consapevole e a nostro vantaggio. Questa è la mia idea di intelligence. Questo è il complesso. Questo è il complesso della capra depressa. Ma vabbè, andiamo avanti. Ma potrebbe illustrarci il balletto, non lo so. C'è musica! Fine settimana speciale al Teatro Garau di Oristano con spazio all'inclusività per lo spettacolo E io volevo essere normale, un appuntamento che invita a riflettere e a guardare gli altri e la quotidianità da un altro punto di vista. Scritto e diretto dalla regista Sala De Sena e interpretato dagli attori di Sea Scout e della compagnia Teatro, ha visto alternarsi sul palco attori con e senza disabilità intellettivo-relazionale. E io volevo essere normale ha una grande ambizione, dimostrare che l'inclusione vera e propria non è un gesto che si può compiere occasionalmente, ma è fatto di ascolto, dialogo, comprensione e valorizzazione delle differenze. Riccardo, è divertente quello che fate, è bello, loro vi vogliono un sacco di bene, voi vi divertite insieme a loro e poi l'ironia, volevamo essere normali. Sì, questo spettacolo oggi vuole mettere sul palco un po' di sarcasmo, loro sanno essere più ironici sulle loro inabilità, ma anche rispetto al fatto che noi tanti anni per educarli, per formarli e per istruirli. E poi un po' emerge il titolo di questa sera, e io che volevo essere normale, ma mi conviene in un mondo che abbiamo stereotipato in atteggiamenti, in ciò che è convenevole, e dopo tanti anni di lavoro ci siamo resi conto che invece è il caso di dargli l'opportunità di creare un loro mondo, ma per questo ci avvaliamo di tecnici e professionisti importanti. A proposito, ne abbiamo una qui, la tua mansione, il tuo lavoro qual è? Educatrice e coordinatrice della cooperativa. Quanto ti diverti? Mi diverto abbastanza, sì, però è anche molto molto impegnativo. Normale? Non normale, ma dipende da quale punto ci mettiamo a guardare, cioè ogni cosa ha una sua prospettiva. Ecco, vivere con queste persone secondo me è una grande conquista anche dal punto di vista morale di chi sta dall'altra parte. Sì, assolutamente sì, lavorare e vivere, perché noi viviamo a stretto contatto con loro, ci insegna tanto, ci insegna a non dare niente per scontato e ci insegna poi una grande sensibilità. Noi combattiamo tante forme di pietismo, forme di infantilismo, forme anche di assistenzialismo inutile che vanno solo a danneggiare quelli che sono poi dei percorsi di sviluppo delle autonomie e delle capacità dei ragazzi. Quindi li trattiamo normalmente. Quanto amore vi riversano addosso? Tantissimo, tantissimo, è proprio una grande famiglia. Poi ci sono ovviamente le giornate insomma un po' più difficili, un po' più impegnative, ce le abbiamo tutti e si impara a convivere. E io che volevo essere normale, già il titolo dice tutto. E quanto sono durate le prove? Chi l'ha inventato? Da dove è partita questa cosa? Allora, l'idea è partita complice Riccardo Laporta.
abbiamo voluto mettere questi due mondi a confronto, no? Diciamo il mondo della normalità e il mondo della disabilità, un po' anche ridicolizzando il mondo della normalità e facendo diventare il mondo della disabilità invece un punto di forza, con la loro autenticità, libertà. Ecco, quindi questo è divertentissimo, sketch dopo sketch, gli attori ci faranno entrare in questo mondo paradossale. Bellissimo. Io credo che lavorare con loro sia qualcosa di splendido, gratificante, perché anche far parte della loro vita in qualche modo, crescere insieme è molto gratificante, però c'è una fatica emotiva che va detta. Sì, ok? Sì. Una fatica emotiva che poi però viene gratificata dal risultato di questi percorsi, di questi risultati, degli obiettivi che raggiungono. Quanto dura l'intero spettacolo? Lo spettacolo quasi un'ora. Quasi un'ora. Gli attori quanti sono? Gli attori sono 12. Sì, e quest'anno appunto abbiamo coinvolto anche persone normotipiche. E quindi questa è anche la novità di quest'anno. Uno spettacolo dissacrante, un'ansia perché i nostri attori ormai stanno prendendo consapevolezza, la nostra compagnia è diventata realmente una compagnia teatrale e fremiamo di... Ma reciti anche tu? No. Perché? No, piano piano, ora facciamo recitare quelli bravi. Come si chiama la compagnia? Teatro. Ok, perfetto. E il titolo da dove è venuto fuori? Proprio dal volersi prendere in giro e non volersi prendere troppo sul serio. Autoironia? Sì, questo politicamente corretto ci comincia ad andare un po' stretto, sì. Quindi dobbiamo scherzare sui problemi, sui non problemi, sul normale, sul non. A parte che poi resta sempre da capire qual è il normale e qual è il non normale. Assolutamente. Quanto è stato difficile mettersi sotto le grinfie di questa cattivissima regista? Allora, per me Sara è tutto. Io l'adoro perché io sono l'allievo di Sara. Ci tengo al mio cuore, solo questo. Per me sono commossa di fare teatro, solo questo. Benissimo, un punto a favore per la regista. È cattivissima? No, abbastanza brava. Ma vi sgrida quando non fate le cose come dice lei? Sì, ci sgrida. Però voi siete in tanti, lei è una sola, quindi voi potete vincere. Certo, come si dice in latino, errare humanum est. Perfetto. E su questa base, niente, buon lavoro, vi avremo modo di vedere, sorridere e quando ci sarà da ridere e se dovremo essere seri staremo seri. Grazie e buon lavoro, grazie a tutti. Grazie. La fiamma per Milano Cortina è passata anche da San Luri, capitale del Medio Campidano, con una festa che ha accomunato centinaia di giovani delle associazioni sportive, campioni e celebrità del passato, alcuni olimpionici come ad esempio Ernesto Nocco che ha disputato nell'84 a Los Angeles la staffetta con Pietro Mennea. Il motivo è quello che porta a includere, a essere attenti ai giovani, vicini alle attività sportive. Il sentimento sportivo, il sentimento buono, il sentimento che aiuta le persone a rinforzarsi nella vita, perché la vita porta tante
tanti dispiaceri e anche tante gioie, però credo che siano più dispiaceri, almeno io che sono arrivato a una certa età, però porta questo, loro portano felicità, gioia e tutto. Ecco, però tante infelicità, ma anche una gioia gigantesca, quella di Beppe Tomasini nel 70, campione d'Italia e capitano della squadra che ha vinto il titolo. Cosa ricordi? Allora, prima di tutto l'abbiamo vinto in una terra meravigliosa, dove 8 di noi sono rimasti qui a vivere, perciò noi mettevamo l'anima e il corpo, perché eravamo felici di giocare nel Cagliari, eravamo felici della città, eravamo felici dei tifosi, eravamo molto uniti tra di noi, avevamo una grande amicizia. Riva era uno che ci dava le dritte, cioè come si comportava, noi ci andavamo dietro a lui e così abbiamo vinto lo scudetto in una terra meravigliosa. Tu nel 1967, 3 anni prima, hai vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, che un po' erano le Olimpiadi del Mediterraneo e quindi una sorta di grande manifestazione. Cosa ricordi? Sì, mi ricordo tutto, mi ricordo che la gioia che avevo perché erano tutti giocatori di Serie A, Pasetti, Anastasi, Chiarugi, Esposito, tutti i giocatori di Serie A, ero di Serie B perché avevo fatto 2 anni a Reggio Calabria e mi ha convocato ugualmente, perciò ero felice per quello. E poi avendo vinto questi giochi del Mediterraneo ex aequo con la Francia mi ha ridato forza, coraggio per affrontare tutte le altre battaglie che avevo davanti. Senti Gigi, è un ricordo che muove tanti sentimenti, compreso quello del fatto che non si deve mollare mai, che bisogna farsi trovare pronti. A questi ragazzini hai anche detto dell'umiltà nell'affrontare lo sport. Beh, questa è una delle armi che i giovani devono per forza percorrere, perché se non sei umile non arrivi da nessuna parte. E poi bisogna sempre ricordarsi da dove si parte. E quindi puoi arrivare lontano, però se non sai da dove parti la strada non la conosci. La fiaccola che passa a San Luri, un momento importante di testimonianza con oltre 300 giovani delle associazioni locali. Qual è stato il sentimento che è prevalso? Ma certamente della solidarietà e della partecipazione sicuramente a questo evento che è importante per noi, per la Sardegna, ma per l'Italia intera, perché è un evento mondiale che raggrupperà tante discipline sportive, tanti paesi, e quindi questo è importante in un momento in cui stiamo vivendo di guerre da tutte le parti. Questo forse sicuramente sarà un momento di vicinanza e di solidarietà tra tutti gli atleti, è un segnale che si dà al mondo intero. Ecco, a proposito di segnale, in una battuta, che segnale è passato in queste centinaia di ragazzini delle associazioni sportive di San Luri? Ma certamente mi auguro che abbiano capito l'importanza dello sport con tutti i suoi valori, quelli che racchiude, che poi sono valori che poi ti rincontrerai e te li ritroverai nella vita durante il tuo percorso di vita, quindi i valori dell'onestà, della lealtà, della solidarietà, dello stare insieme, e penso che questo è un messaggio fondamentale per questi bambini. Si ritrova assieme per stare felicemente, per promuovere la nostra comunità, quindi l'insegnamento è che stare insieme e fare squadra premia e fa vivere una comunità nella felicità e nel senso di stare assieme felicemente. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955.
Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui sont dans la salle et qui participent à l'événement organisé par l'association Nalambico. Voilà, alors on voudrait vous remercier pour nous avoir décerné ce prix d'honneur pour notre carrière, je l'espère, pas seulement d'avenir. Et merci aussi d'avoir choisi nos films, d'avoir choisi de les projeter pendant vos jours de festival. Voilà, au revoir et encore merci pour qui. Si conclude a Cagliari la rassegna cinematografica dedicata ai fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, Etica ed estetica dello sguardo. L'associazione L'Alambico, sotto la direzione di Alessandro Macis, dedica un evento speciale ai due registi francesi, più volte Palma d'Oro al Festival di Cannes, conferendo loro il premio alla carriera. La cifra inconfondibile dei fratelli Dardenne, da 40 anni, un cinema duro e compassionevole ad un tempo, è stata celebrata da un concerto omaggio eseguito al pianoforte dal maestro Romeo Scaccia. Con Alessandro Macis, presidente di Alambico e direttore artistico dell'evento odierno, da oltre 30 anni impegnati, schierati con un grande impegno civile con la vostra associazione. Come nasce, Alessandro, questo sodalizio con i fratelli Dardenne che celebriamo oggi? Beh, i fratelli Dardenne, secondo noi, sono tra i registi più importanti e rappresentativi del cinema europeo. Fanno un cinema d'autore e noi da 30 anni, come ricordavi, ci occupiamo di cinema d'autore, quindi abbiamo portato a Cagliari tantissimi registi di levatura nazionale e internazionale. Il cinema francese devo dire che ci affascina in questo periodo tantissimo, meno quello italiano, ahimè, quindi tra i francesi tra l'altro abbiamo avuto ospite qualche anno fa Patrice Leconte, un altro grande autore francese, quindi la scelta di questo cinema dei Dardenne che ci ha affascinato, è da tempo che li seguiamo. Poi c'è stato questo contatto diretto con loro, che purtroppo non saranno qui con noi stasera per impegni a Parigi domenica mattina, con i voli dalla Sardegna al continente all'Europa abbiamo sempre più grossi problemi, quindi ci abbiamo dovuto rinunciare, però ci hanno mandato un video in cui ci ringraziano per questo premio alla carriera.
Non solo cinema, lei è reduce anche dal premio Lussu, quindi un impegno, si diceva, un impegno civile a 360 gradi. Che edizione è stata quest'anno il premio Lussu? Come sempre è andata molto bene, perché nel tempo abbiamo costruito una rete di collaborazione con tantissimi amici che poi ritornano molto volentieri a Cagliari, sia per il programma sia per l'ospitalità, e quindi anche quest'anno avevamo dei personaggi veramente interessanti. È andato molto bene. La cosa che più ci intriga poi è questo rapporto con il pubblico, senza il quale non si riuscirebbe veramente a far niente. Cioè col pubblico noi interagiamo, discutiamo poi, quando finiscono gli eventi ci si trattiene, ci raccontiamo e approfondiamo anche le tematiche che abbiamo proposto. Quindi questo è veramente una spinta in più per continuare a lavorare con eventi che poi sono molto legati al sociale, come d'altronde il cinema dei Dardenne. Un anno molto intenso, ad iniziare dall'impegno con il Festival Premio Emilio Lussu, che ci ha coinvolti dal mese di gennaio fino al 16 di novembre. Abbiamo avuto circa 80 ospiti, abbiamo omaggiato Emilio Lussu per il 50° anno della sua scomparsa e abbiamo avuto ospiti importanti. Abbiamo premiato personalità come Ezio Mauro, Pietro Grossi, Bachisio Bandino, premio Lussu alla carriera, quindi siamo soddisfatti veramente di questa 11ª edizione. Poi l'impegno appunto con questa rassegna sui fratelli Dardenne, iniziata l'8 novembre e che si conclude oggi, svolta tra il comune di Cagliari e il comune di Santa Maria Navarrese. Lei ha delle origini multietniche ricchissime, però con la Sardegna sempre nel cuore. Da qui è partito il suo approvvigionamento artistico. In che modo la Sardegna offre degli spunti alle sue melodie, alle sue sonorità? Ma devo dire che sono arrivato in Sardegna già un'età molto, ero piccolino, avevo 6 anni, ero, come dire, ho avuto molte difficoltà all'inizio perché abitavamo in una regione lontanissima, l'Etiopia, e i miei erano diplomatici, anche loro multietnici, e quindi arrivare in Sardegna è stato come uno shock, però poi è diventato super positivo, nel senso che ho appreso la lingua innanzitutto, ho avuto modo di scoprire la terra e di scoprire tutte le tradizioni sarde che sono fondamentali per il mio percorso artistico. Quindi devo dire oggi che con gratitudine amo immensamente la Sardegna e cerco un po' di portare nella musica tutte le esperienze che ho fatto, sia quelle multietniche che quelle proprio tradizionali. Oggi siamo qui a celebrare il cinema con Alambico, con un premio alla carriera per i fratelli Dardenne. Lei che rapporti ha con i premi, con i riconoscimenti, maestro? Devo dire, quando vinco i premi personali mi sembra sempre di non averli vinti, nel senso che è come se non li meritassi, come se non fossero i miei, e quindi non godo appieno La sindrome dell'impostore, che va molto di moda in questo momento. Sì, dell'impostore, sì, direi di sì. Poi invece quando vedo i premi degli altri, soprattutto nello stesso campo, la musica, mi fanno sempre immenso piacere, perché è una bella energia quando senti qualcuno vincere e godi di questa positività. Love of my soul.
Buonasera Valerio, ritroviamo ai nostri microfoni un amico di Panorama Sardo, Filippo Martinez, che è qui nel nuovo center di Sgaravatti perché ha presentato 12 opere, ma non solo, giusto? Sì, 12 dipinti che vanno con tema di fondo i fiori, anche se i fiori sono comprimati in quello che ho raccontato. Sono felice di aver avuto questa opportunità, lo stimolo me l'ha dato Rosi, ha detto il suo è già un calendario noto, ha detto me lo fai tu, e io ho detto volentieri, però devi lasciarmi fare quello che mi passa per la testa, cosa che ho rigorosamente fatto. Si è spaziato da dicembre da Moby Dick, passando per Garcia, per tutto quello che è un immaginario del pittore, dell'artista, fino ad arrivare a 12 protagonisti presi qui nella platea che hanno rappresentato l'anno 2026. Sì, ho peccato all'ultimo momento tra i presenti un rappresentante per ogni mese e li ho fatti sfilare come in una appunto sfilata di moda col quadro in questione, con la pagina del calendario relativa al mese in questione, e ho chiesto a loro sinteticamente di parlare del loro mese. È un modo per evitare un qualcosa di noioso e trombonesco. Inclusivo. Sì, sì. Inclusivo. Cosa ci auguriamo per questo 2026, oltre ai flower, al green e al benessere dell'isola? Ci auguriamo non solo un benessere dell'isola, ma un benessere mondiale. Se finalmente, ma sto dicendo delle ovvietà, se finalmente si smetterà di concepire l'esistenza di noi terrestri come un progetto bellico, un progetto di vessazioni, un progetto cattivo, noi saremo all'altezza del nostro destino di umani. Non dimentichiamo che siamo Homo sapiens e in questo periodo sarebbe più logico e corretto definirci Homo imbecillis, perché quello che si sta facendo rasenta il delirio e la stupidità più bieca. Quest'anno devo dire che Filippo ci ha fatto un grandissimo regalo, perché ogni anno noi cerchiamo di fare un calendario che sia completamente diverso dall'altro. Abbiamo fatto fiori, fotografia, le opere di carta, abbiamo fatto acquarelli botanici, i nostri giardini, e vorremmo fare una cosa che diventi un oggetto da collezione. Per noi il calendario è un oggetto da collezione. Tanti commenti su questi 12 mesi, anche i protagonisti del pubblico sono stati immersi in questa presentazione per un anno all'insegna del green. Sì, il fiore per noi è sempre comunque, il verde e il fiore per noi sono sempre la cosa più importante, cerchiamo di portarlo sempre all'interno del nostro calendario. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto.
Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Prosegue il Festival Internazionale della Lettura Sociale Diverso con la rassegna in cui itinerari musicali, letterari e storici si intrecciano in un percorso di profondo impegno civile. Presentato a Cagliari il libro Io sono Mary di Alessandro Cadelano durante la serata dedicata alla riflessione sulla violenza di genere e al disturbo narcisistico di personalità. Ha dialogato con l'autore Carmina Conte, presidente di Coordinamento 3 Donne di Sardegna. Sono intervenute Maristella Casula, componente della Commissione regionale per le pari opportunità e coordinatrice eventi per la Casa Rosa, Monica Tascedda, avvocata del Centro Antiviolenza Luna e Sole e responsabile nazionale del gruppo di lavoro contro la violenza di genere FIDAPA. Il reading dei testi di Io sono Mary è stato interpretato dall'attrice Marta Proietti Orzella a cura del maestro Mirko Azzori, gli intermezzi musicali al pianoforte. Alessandro Cadelano, che viene dal mondo della Marina Militare, però con un grande cuore si è sempre dedicato alla letteratura a scopo benefico. Oggi Alessandro ci presenta Io sono Mary, la sua ultima fatica. Alessandro, cosa ti ha portato a parlare con cuore di donna e con voce di donna? Intanto buonasera e grazie. Allora, Io sono Mary è un romanzo un po' particolare, scritto in un tempo molto ristretto, circa in 40 ore, in quanto cercavo di dare più vita possibile a un testo, collegando empatia, emozioni che una persona può vivere, in questo caso Mary. Io sono Mary è un titolo che potrebbe concludersi con Io sono, e ognuno di noi poi ci mette il proprio nome, quindi io sono Alessandro, io sono Ilaria. Parla di come sia importante per chiunque di noi, una donna in questo caso, fare l'ultimo passo, quello più importante per la rinascita. Perché i consigli possono essere belli, importanti, gli amici ci sono, ci portano al traguardo, ma l'ultimo passo, quello spetta a noi. Quell'ultimo passo che ci dà libertà, che ci fa rinascere, che ci dà la possibilità di rifarci una vita sincera, quello possiamo farlo solo noi da solo. Quindi Io sono Mary è quella spinta che secondo me può dare una mano a chi legge questo libro, che è tutto fattibile e una rinascita ci spetta a tutti quanti, questo sicuramente. Grande messaggio di speranza. Senti Alessandro, tu vincesti per le tue prime opere il premio Eleonora d'Arborea, che storicamente veniva assegnato a una donna, poi improvvisamente a un uomo. Cosa hai avuto? Cosa hai raccontato e come l'hai raccontato di così eccezionale? Diciamo che Grace, Diario di un angelo, nasce nel 2014, anche quello era un libro che non doveva nascere, poi all'improvviso mi ritrovai un file di 100 pagine e decisi di pubblicarlo, però erano pensieri miei su come una donna veniva abusata, violenza psicologica, aborto minorile, però erano un contesto di pensieri miei di Alessandro Cadelano. Ho sempre detto ma la gente dei miei pensieri poco importa, e mi ero creato questa figura di Grace, una donna che gli ho fatto vivere tutte quante queste emozioni, e colpì molto quel testo perché la gente continuava a pensare che fosse scritto da una donna,
ma senza far ricerche io buttavo giù su questo testo quello che veramente sentivo dentro e come pensavo una donna potesse vivere quei sentimenti e quelle emozioni. Fidappa sposò il progetto, venne letto il libro e all'improvviso l'anno stesso di Michele Hunziker, mi ricordo, venni premiato con riconoscimento di una d'Arborea. E quello mi ha permesso poi di non mollare mai, infatti collaboro con tantissime associazioni, il Cammino Sardegna, ma con Fidappa, per portare una speranza in più a queste persone che tante volte hanno difficoltà a fare quel passo. Alessandro, hai superato la crisi del 7° libro, adesso dovrà uscire presto la tua ultima fatica, la tua ottava fatica. Di cosa si tratta? Ci puoi anticipare qualcosa? Il prossimo libro sarà un thriller giallo, era l'unico categoria che mi mancava. Io nasco come scrittore fantasy, ho fatto una trilogia, poi ho fatto un romanzo storico, ho fatto 2 libri sulla rinascita della donna, un romanzo su come gli orfani nel 1920 venissero trattati nella Londra, quindi negli orfanotrofi, e mi mancava il thriller giallo, che è un qualcosa che mi ha sempre appassionato, ci ho provato e ti dirò, forse mi è uscito bene. Monica Tascedda, avvocata del Centro Antiviolenza Luna e Sole, impegnata su più fronti nella lotta contro la violenza di genere. Che anno è stato per lei impegnata in prima linea? Sì, è stato un anno decisamente impegnativo e si sta concludendo in maniera ancora più impegnativa. I numeri sono assolutamente allarmanti anche qui in Sardegna, anche nell'Inter Cagliaritano. Il centro antiviolenza svolge un ruolo estremamente importante nella lotta contro la violenza di genere, soprattutto contro la violenza domestica e i maltrattamenti familiari, perché la donna quando si rivolge al centro antiviolenza ha proprio una tutela a 360 gradi, viene prima proprio all'ascolto, che è molto importante. Quindi preparano le operatrici proprio dell'ascolto, preparano la donna, quindi la mettono a suo agio, non la giudicano, quindi la donna si sente accolta e questo facilita anche il ruolo di noi avvocati, no? Che comunque è un lavoro molto più tecnico rispetto magari all'operatrice dell'ascolto, e questa fiducia che loro iniziano ad acquisire anche nelle istituzioni è molto importante, perché iniziano a denunciare, iniziano ad avere fiducia e si sentono un'interfaccia più umana. Assolutamente, quindi è assolutamente fondamentale e vorrei che proprio venisse messa in luce l'importanza dei centri antiviolenza, perché sono fondamentali nella lotta contro la violenza, soprattutto quella domestica perché molte donne perché non denunciano ancora, perché è vero, non denunciano ancora, perché prima di tutto non hanno risorse economiche, hanno paura, non sanno quello che li aspetta, e sicuramente affrontare quindi la denuncia, quindi un processo penale è molto complicato, è molto difficile, però è l'unica strada percorribile, quindi noi dobbiamo avere fiducia perché le istituzioni ci sono, gli operatori si stanno informando, quindi si stanno formando, quindi sicuramente è un elemento molto importante, un ruolo fondamentale il centro antiviolenza, aiuta proprio le donne a denunciare, quindi ad affrontare il percorso della denuncia, quindi poi naturalmente il nostro ruolo di avvocati è quello di accompagnarle in questo percorso, ovviamente cercando di umanizzare il più possibile anche la difesa tecnica, che la difesa tecnica ci deve essere, ma deve essere una difesa diversa dagli altri casi, è proprio più empatica, più umana, poi soprattutto se anche l'avvocato è donna, ma ci sono anche tantissimi colleghi che si occupano di violenza di genere, bravissimi, empatici, dove la donna si sente assolutamente accolta. È difficile, però è l'unica strada percorribile. Oggi lei interverrà come relatrice ad un appuntamento fondamentalmente culturale, quindi le chiedo quanto serve la letteratura, i libri, proprio il percorso culturale per creare mentalità. Allora, per contrastare la violenza di genere serve tutto, anzi la cultura, io lo dico sempre, lo dico a mia figlia, lo dico a tutte le donne, lo dico a tutti, la cultura è uno strumento potente, è quello che ci rende liberi, quindi la cultura, la musica, la bellezza è un modo di affrontare questo argomento veramente drammatico, dandogli anche una luce diversa, cioè dando speranza, quindi la cultura secondo me dà proprio speranza nella lotta alla violenza di genere, è fondamentale, e soprattutto libertà, cultura e libertà, e potere e libertà.
con la dottoressa Maristella Casula per fare un po' in bilancio anche dell'incontro odierno, ma anche di ciò che chiuderà veramente questo laborioso anno in cui avete lavorato contro la violenza di genere con tutte le vostre forze, direi. Sì, oggi proseguiamo con il ciclo di appuntamenti dedicati alle donne, alla fragilità femminile, alla violenza di genere, con la presentazione del libro di Alessandro Cadelano, Io sono Mary. Siamo qui alla Fondazione Sardegna, è un'iniziativa organizzata in collaborazione con Coordinamento 3, Donne di Sardegna, e con il CAF Luna e Sole. Mentre il ciclo di appuntamenti dedicati alle presentazioni singole dei libri si terrà lunedì presso la biblioteca di Villa Massargia con la presentazione del libro di Igor Melis, L'alchimista di B. de Mores, un libro che tratta una tematica ugualmente molto delicata. Il protagonista è un ragazzo autistico. E concludiamo questo ciclo, ma la settimana, visto che mi ha provocato, la settimana prossima dal 18 al 20 inauguriamo la Kermesse culturale, letteratura nazionale ed internazionale al confronto, realizzata in collaborazione con la World Women Talent System, che è un'associazione mondiale che è presente in 25 paesi in tutto il mondo, e con la Fiera Internazionale del Libro di Brindisi e la casa editrice Edizioni UI. Con loro presentiamo autori italiani, noi porteremo il nostro pacchetto con gli autori regionali e in più diversi autori che provengono da altri paesi, dalla Spagna, dal Messico e da Santo Domingo. E lo faremo anche con un confronto con i club dei territori, i club del Rotary, con diverse associazioni. Sono 3 giornate intense. Il 18 ci sarà l'inaugurazione la mattina, proseguiremo nel pomeriggio accogliendo anche la manifestazione, la rassegna Cagliari Città Aperta, dove mettiamo in evidenza il forte legame che c'è tra la valorizzazione del patrimonio culturale e l'accoglienza, quindi l'ospitalità, il turismo nella città di Cagliari. Proseguiamo poi il 19 con altri appuntamenti, sempre mattina e sera, e poi sabato mattina concluderemo con un incontro molto interessante, anche in quel caso diversi autori stranieri, quindi sarà veramente 3 giorni ricca di interviste, di confronti con altre nazioni, e concludiamo così con questa bellissima iniziativa molto impegnativa, perché 3 giornate sono così cariche, vanno gestite, però anche con la grande soddisfazione di un festival che quest'anno sta trattando tutte le tematiche e si sta concludendo con grande soddisfazione di tutti. Non ci resta che augurarle buon lavoro, Maristella. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Si è aperto nell'Oristanese con una relazione del segretario regionale di Confartigianato Imprese Daniele Serra dal titolo I numeri dell'edilizia in Sardegna, report dell'ufficio studi della Confederazione. A seguire l'intervento di Paolo Sangiust, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari, intitolato Intelligenza Artificiale Generativa. Costruire intrecciando i fili di innovazione e tradizione. I numeri confermano le imprese isolane in trend di sviluppo, anche grazie alle nuove tecnologie come leva strategica per il sistema casa. Nell'isola l'edilizia corre, cresce e si evolve, ma sconta anche tante difficoltà legate alla modernizzazione del comparto e al reperimento di personale specializzato, nonostante l'occupazione record. È quanto emerso dall'analisi del settore presentate al Rosemarie Farm e il Greenhouse di Donigala Fenugheddu nell'iniziativa regionale organizzata da Confartigianato Imprese Sardegna dal titolo Abitare il domani, l'evoluzione del sistema case in Sardegna, realizzata in collaborazione con l'Università di Cagliari. Il settore del mondo casa in Sardegna è un settore trainante dove sta portando dei grossi benefici al territorio sardo. Oggi abbiamo necessità di migliorarci e quindi c'è un'interlocuzione con le istituzioni per programmare i prossimi anni. Abbiamo dei numeri importanti, sono dei numeri che oggi dicono che la Sardegna è quella che crea più PIL nel settore dell'edilizia in Sardegna, quindi stiamo parlando di circa un valore aggiunto di 1 miliardo e 300 milioni di fatturato, quindi insomma credo che sia un numero importante per tutta la Sardegna. In più, come Confartigianato stiamo cercando di supportare sia le imprese sia ma anche le famiglie per quello che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che oggi può dare una svolta sia alle imprese che alle famiglie per poter migliorare le condizioni sia delle imprese che delle famiglie. L'intelligenza artificiale è una vera rivoluzione. Per la prima volta abbiamo uno strumento che non esegue semplicemente dei comandi, ma agisce di sua iniziativa, diciamo, incrociando dati ad una velocità impressionante e andando a cercare da un bacino di dati immenso. Che uso possiamo farne nell'ambito dell'edilizia è ancora tutto da capire. Soprattutto perché al momento le piattaforme di intelligenza artificiale non sono precise, non danno dei risultati molto precisi e questo crea una difficoltà ovviamente perché le imprese hanno bisogno di precisione, uno strumento che fa degli errori non è facilmente utilizzabile, quindi aspettiamo
continuiamo a studiare, continuiamo a lavorare, a cercare di capire come funziona e soprattutto aggiorniamoci perché ogni giorno esce una nuova piattaforma. L'Università di Cagliari è presente in quest'ambito con un grosso gruppo di ricerca guidato dal professor Pigliaru. Noi della Facoltà di Architettura stiamo lavorando con gli studenti per capire in che modo l'intelligenza artificiale generativa può essere integrata nella didattica dell'architettura e come sarà poi utilizzabile anche nell'ambito professionale. In questo momento noi non siamo né catastrofisti né troppo ottimisti, siamo presenti, stiamo studiando, stiamo lavorando, stiamo cercando di capire in quale modo questo nuovo strumento potrà essere utile per tutti quanti. C'è stato un momento in cui si è mostrato il disegno divino, perfetto equilibrio tra tutte le forze del bene e del male, ma è stato un attimo, soltanto un attimo. Nuovo appuntamento con la grande musica al B-Flat di Cagliari, protagonista Mario Venuti, uno dei più raffinati cantautori italiani, che si è esibito in un esclusivo concerto unica data in Sardegna del suo tour per l'Italia 2025. Di rigore per l'evento il tutto esaurito al Jazz Club di Via del Pozzetto per oltre 2 ore di buona musica con voce e chitarra che si intrecciano per dare nuova vita ai brani che hanno segnato la musica italiana degli ultimi decenni. Un dialogo intimo tra parola e melodia, tra passato e presente, che restituiscono tutta la forza poetica e musicale del suo universo artistico, che hanno permesso di entrare nel cuore della sua poetica musicale, restituendo al pubblico tutta l'intimità, la profondità e la forza evocativa di cui è capace il cantautore siciliano. Nato a Siracusa, cresciuto a Messina e formatosi artisticamente a Catania, Venuti arriva al grande pubblico prima come leader dei De Novo, poi per virare verso una brillante carriera da solista. La sua musica si distingue per eleganza, ricerca e una costante attenzione alla dimensione melodica e ai brani come Veramente, Crudele, Fortuna, Mai come ieri, A ferro e a fuoco, che hanno contribuito a ridefinire la canzone d'autore contemporanea. A ciò si sommano le periodiche e preziose collaborazioni con artisti come Carmen Consoli e Franco Battiato. Dopo un po' non rimane niente, allora è meglio che tornino le ombre. Fa troppa luce la parola sempre, fa troppa luce, fa troppa luce, fa troppa luce la parola sempre. Beh, il mio è stato un percorso che è cominciato con la New Wave italiana, con i De Novo, quindi con una nostra versione del rock degli anni '80 che veniva dall'Inghilterra e dall'America, in versione mediterranea, con l'uso delle chitarre. Insomma, è stata una storia abbastanza avvincente, soprattutto eravamo giovanissimi, quindi le cose si vivono in un modo irripetibile. Poi dopo la mia carriera è ricominciata da solista negli anni 90 e quindi poi con tutt'altro registro, la passione per la musica brasiliana, insomma un'evoluzione penso continua, con anche sterzate nei primi anni 2000 verso delle scritture un po' più classicheggianti, Recidivo, L'ultimo romantico, sono degli album molto particolari in cui ho messo da parte totalmente la passione per il Brasile e mi sono dato un po' più alla musica tra virgolette classica, con un piglio così anche un po' melodrammatico, cioè perlomeno legato un po' a più a un canto spiegato, più vicino ad una cultura europea. Poi c'è stato un ritorno alla musica brasiliana con il disco di Tropitalia e anche quello successivo, Tra la carne e il cielo, in qualche modo devono molto alla lezione di Caetano Veloso, Gilberto Gil, dei Tropicalisti e della Bossa Nova. Beh,
Ci sono stati dei momenti topici e poi dei piccoli, come dire, rallentamenti. Fortuna è stato un'esplorata solista, è stato abbastanza, come dire, fortunato per l'appunto. E poi dopo il secondo disco un po' meno, poi dopo con Mai come ieri, con Carmen Consoli, questo è stato un grande successo nel 98, poi qualche anno di pausa anche per vicissitudini con la discografia, la scomparsa del mio produttore di Carmen, appunto Francesco Virlinzi nel 2000, e qualche anno così un po' di sbandamento, e poi nel 2003 sono tornato con Veramente, che è stata un'altra canzone che mi ha fatto, l'album Grandi Imprese, che mi hanno fatto risalire le quotazioni, e da lì sono ripartito. E poi sono stati Sanremo nel 2004 con Crudele, nel 2005 ho partecipato come autore per Antonella Ruggero con Echi d'Infinito, nel 2006 Un altro posto nel mondo, nel 2008 a Ferro e Fuoco. Queste sono state le mie incursioni sanremesi. Poi da allora ho proseguito il mio percorso, sempre seguendo un po' quelle che sono le mie passioni, i miei istinti. Mi sono abbastanza libero e non condizionato alle case discografiche, anche perché da parecchi anni sono indipendente in tutto e per tutto. Seguo coerentemente le mie inclinazioni musicali e penso di non so, non mi sento più di dover sgomitare tra l'altro vuol dire anche per un fatto proprio anagrafico, ci sono i ventenni, i trentenni, è giusto che siano loro a cercare la ribalta. Io continuo così a fare il mio lavoro, faccio tanti concerti e ogni tanto, quando sono in vena, faccio anche qualche disco, qualche album. Sabato di Bahia mi ricorda molto Napoli. Se so vivere la musica puoi credere ai miracoli. Samba e San Gennaro, tarantella dei tropici. Sopra queste vecchie case soffia il vento dell'America. Ma le mie canzoni sono tutte come i miei figli, sono tutte. Non faccio ma non è vero. Poi alla fine, come già aveva notato il maestro Battiato, quando tu scrivi una canzone che ha successo, tu stesso la guardi con un altro occhio, perché sai che ha avuto successo, quindi dici, però qualcosa deve avercelo di speciale rispetto alle altre. Però ci sono anche tantissime canzoni che tu ritieni valide, anzi forse sono anche più belle di quelle che hanno avuto successo, che però per qualche motivo non hanno avuto fortuna, non hanno avuto la giusta promozione, non sono così popolari. E paradossalmente anche tu magari le suoni meno nei concerti, eccetera. Diciamo che un po' l'artista, c'è sempre come dire, un rimbalzo di emozioni tra il pubblico e l'artista, e quindi siamo anche condizionati anche dalle scelte del pubblico in qualche modo, non del tutto, ma in parte sì. Tudo está acabando, minha sabia. Eles são todos filhos da dor e da alegria. Sulla rotta Napoli-Bahia. Mi sono accorto a volte che quando si cerca di essere troppo nuovi, poi si invecchia subito, presto, quindi è meglio andare su delle cose che... Io devo dire che ho fatto le canzoni che per qualche motivo stanno invecchiando bene. Non so, mi sembra, da quello che sento in giro, Fortuna, Mai come ieri, veramente sono canzoni che ancora, l'altro giorno le ho beccate tutte e due a distanza di qualche giorno su Radio Capital. Facciamo pubblicità a Radio Capital, non si può? Sì. Vabbè, dai. Un colpo di prosciutto... E quindi significa che hanno qualcosa appunto che non è legato, probabilmente perché non sono mai stato troppo legato alle mode. Ho scritto le canzoni che continuano ad avere una loro freschezza, io le canto ancora, il pubblico le ricorda, le canta con me, e questo mi sembra insomma una cosa che mi dà soddisfazione. Ecco, aver fatto delle canzoni, saranno 3 o 4, però sono canzoni che resistono al tempo, mantengono una loro freschezza, perché appunto non ho inseguito le mode in maniera troppo pedissequa. A volte quando si fanno delle cose troppo modaiole rischiano di invecchiare presto, passata quella moda poi sono vecchie. Me ne resto qui.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È giunta la 10ª edizione, l'annuale staffetta notturna di solidarietà. Ideato e diretto da Marco Isola, insegnante e dirigente della società rugbistica Vipers Cagliari, con l'obiettivo di una sensibilizzazione capillare alla donazione di sangue, plasma e piastrine nell'isola, dove i donatori sono pochissimi e si è pericolosamente lontani dall'autosufficienza. Ogni anno 15 tedofori conducono la luce della speranza, una fiaccola priva di fiamma, dall'ospedale Binaghi fino al microcitemico, in una simbolica corsa lenta attraverso le vie del centro di Cagliari, portando il messaggio di solidarietà sul petto come invito alla donazione. Scopo della fiaccolata è riuscire a diffondere la cultura della donazione seriale. Tra i tedofori, medici e insegnanti, primo storico testimonial dell'iniziativa, Gianfranco Zola, che alla vigilia di Cagliari Juventus nel 2015 promosse l'evento benefico con un accorato appello alla donazione. Tra i tedofori, medici e insegnanti che diffondono nelle scuole il messaggio e la cultura della donazione di sangue, piastrine e midollo osseo e sensibilizzano al problema dei più deboli, che combattono malattie talvolta incurabili e letali a causa della penuria di donatori. Adesso siamo in compagnia di Giovanni Andrea che ci deve dare una notizia magnifica. Giovanni Andrea, vuoi dirlo tu? In questi giorni sei stato a Roma, dove ti è stato detto cosa? Che ho finito i controlli che devo fare a Roma e non dovrò ritornare più dopo 10 anni al trapianto. Quali sono le tue emozioni oggi, Giovanni Andrea? Sono molto felice e sono grato a Marco per questa sua impresa che fa ogni anno dal mio trapianto. Senti Giovanni Andrea, che messaggio vuoi lanciare ai bambini che adesso sono impegnati invece in questa grande lotta? Continuare a resistere, a sperare nel prossimo che qualcuno possa donare il midollo. Signora Fernanda, la mamma di Giovanni Andrea, che emozioni ci consegna stasera al rientro da Roma con questa bellissima notizia? Bellissima, e bellissimo anche chiudere qui
perché qui è iniziato il nostro percorso, il secondo percorso dalla recidiva, è iniziato tutto qui a Cagliari e qui abbiamo concluso, poi vedere quei bambini. Voi da dove venite? Da Sassari. Poi vedere quei bambini alla finestra è stato un colpo al cuore, perché proprio nella finestra in fondo all'angolo c'eravamo noi, il nostro primo ricovero è stato proprio in quella stanza e sappiamo perché non tutti si sono affacciati, ecco. Tanti auguri a loro, e alle mamme, ai papà e alle famiglie che sono lì dentro. Ecco, se vuole approfittare dell'ospitalità di Telesardegna, può lasciare un messaggio, se vuole un messaggio di speranza a una mamma che oggi si trova a dover affrontare questa battaglia, questa importante battaglia, ha un messaggio per queste mamme? Abbiate fede, speranza, insomma, qualsiasi cosa crediate, ecco. Credeteci, perché poi nel nostro caso si è mosso veramente l'universo, cioè è stato tutto un insieme di cose che si sono mosse e hanno fatto in modo che noi oggi fossimo qui. La scienza fa passi da gigante tutti i giorni, i medici qui sono bravissimi, coraggio, coraggio. Andrea Chessa, il babbo di Giovanni Andrea, lei a sua volta è diventato donatore, quindi che messaggio vuole lasciare? Qual è l'urgenza della donazione, che sappiamo bene, ma in che modo essere più vicini, più prossimi a chi è più debole, più fragile in questo momento? È molto semplice. Come stavano dicendo, a me è successo di donare perché sono entrato a far parte del database del registro dei donatori, la scorsa estate mi hanno chiamato, sono risultato compatibile, che è una cosa molto rara e molto difficile, e quindi è stato per me un onore venire qua a Cagliari, perché ho fatto qua a Cagliari, fare la donazione, è totalmente indolore, non c'è nessun problema, io l'indomani ho tranquillamente lavoro operativo, quindi non c'è da avere paura, perché c'è molta ignoranza anche su questo, molti confondono midollo spinale con midollo osseo, perché è una cosa molto semplice ed è un gesto semplice che però dà tanto agli altri, quindi è importante questo, che tutti quelli che possano tipizzarsi e entrare a far parte del database. Che emozioni stasera, signor Andrea? Grazie di tutto, veramente, è bellissimo. Comunque 10 anni, quella finestra la stiamo prendendo con mia moglie, siamo stati tanti mesi lì ed è una grande cosa. Veramente, come diceva Fernanda, la scienza sta facendo passi da gigante e comunque quello che fanno le persone è ancora più grande, perché c'è bisogno. C'è tanto bisogno. Marco Isola, insegnante, fondatore, ideatore della staffetta notturna di solidarietà, giunta ormai alla 10ª edizione. Marco Isola, ancora con il fiatone, ci racconti un po' di emozioni, come nasce la staffetta di solidarietà notturna? La staffetta notturna di solidarietà nasce nell'anno 2015, quando durante il mio percorso di donazione, perché io dono da più di 20 anni, vengo a sapere che c'è un bambino al microcitemico che ha un urgente bisogno di un trapianto di midollo. Purtroppo i donatori iscritti nella banca della donazione sono pochi e c'è una bassa probabilità di trovare un donatore, quindi mi sono messo a caccia, diciamo, di potenziali donatori, cercando di portare la gente a fare la tipizzazione, che si può fare finché si hanno 35 anni. In quell'occasione ho chiesto anche aiuto a Gianfranco Zola, che è venuto prontamente a trovare i bambini e fece anche un proclama in TV prima della partita con la Juventus, chiedendo aiuto a tutto il popolo sardo e a tutti coloro che erano disposti a fare questo gesto. Giovanni Andrea, il bambino in oggetto, ha iniziato un percorso, poi avrete il piacere di parlare con lui, e noi l'abbiamo sostenuto innanzitutto con questo evento, grazie al quale si è avvicinata un po' di gente alla donazione, riportandolo anno dopo anno, perché si riesce in questo modo anche un po' con i social a fidelizzare gente che diventa diciamo, un donatore seriale, ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo visto i bambini affacciarsi e salutarci al vostro arrivo, insomma all'arrivo della fiaccolata. Immagino che sia un'emozione sempre nuova e sempre diversa anno dopo anno, è stata molto forte per noi di Telesardegna. A questo proposito ci dici qual è l'importanza dei media, come incide? Io ringrazio voi per essere qua, perché voi potete realmente fare la differenza. Voi raggiungete tutti, raggiungete le case delle persone, raggiungete il cuore delle persone. Quindi c'è bisogno di gente che si metta a disposizione con un briciolo di umanità. Ecco, se vogliamo sfruttare questo angolo offerto da Valerio Vargiu per Panorama Sardo, che messaggio lanceresti? Io chiederei a tutte le persone sane e di buon cuore di recarsi a donare, di diventare donatori intanto di sangue e poi di piastrine importantissime per questi bambini, di plasma
per un'altra categoria di malati. Tu ci dicevi che sei un donatore seriale, quindi il tuo obiettivo è insomma, coinvolgere una call to action per i donatori seriali, perché ci dicevi tu hai donato talmente tanto, perché cos'è successo? Sì, è successo che io facevo 10-11 donazioni all'anno intervallando il sangue, le piastrine e il plasma, e dopo quasi 25 anni le mie vene insomma cominciano a soffrire. Io ogni volta che vado a donare soffro un po', quindi ogni volta mi dico questa è l'ultima, però poi di fronte a un'immagine del genere resisto. C'è bisogno di nuove persone, c'è bisogno di giovani, di gente che si avvicini e che partecipi, abbiamo bisogno di un po' di cuore. Tu sei anche il dirigente della Vipers Società Rugbistica di Cagliari. In che maniera i valori dello sport hanno inciso in questa iniziativa? Allora, lo sport è fondamentale perché chiaramente una persona che ama le discipline sportive è sicuramente una persona che ha a cuore la salute delle persone. Il rugby è lo sport che più vicino sta a tutti, soprattutto agli ultimi, quindi ho sempre chiesto aiuto alla società di rugby per partecipare a questa staffetta e diffondere questo messaggio. Ecco, c'è una comunità che risponde sempre perché è una comunità di fratelli e poi sono riuscito a coinvolgere anche dei colleghi insegnanti. Perché anche ecco, tu sei un insegnante, come reagisce il mondo, come risponde il mondo della scuola a questo appello? Allora, il mondo della scuola è un mondo che va conquistato. Al momento non posso negare che manchi un po' di sensibilità, soprattutto da parte dei più giovani, che non hanno una reale percezione della necessità di dare una mano. E la scuola può fare tanto perché le figure dei docenti possono essere dei riferimenti, siamo comunque sempre dei modelli dentro e fuori dalla scuola, quindi magari continuando a parlare della donazione, continuando a parlare di questa necessità, probabilmente possiamo riuscire ad arrivare al cuore di qualcuno e quindi coinvolgere dei giovani e sarà comunque un successo. Professore, come nasce questo suo coinvolgimento con la staffetta notturna di solidarietà? Quali le emozioni stanotte? Emozioni grandissime, è un'esperienza che mi colpisce ogni volta che la faccio, questo è il secondo anno e devo ringraziare il collega Marco Isola che l'anno scorso mi ha invitato a partecipare. Con grande entusiasmo ho partecipato e continuerò a farlo finché reggeranno le articolazioni. No, scherzo, ma è un'esperienza veramente straordinaria. Anche venire qua, vedere i bambini che si affacciano alla finestra e ci salutano, è una cosa che riempie il cuore. E questa esperienza come arricchisce il suo percorso scolastico con i suoi ragazzi? Oddio, poi tra l'altro io sono istante di sostegno, quindi vivo quotidianamente una realtà con ragazzi meravigliosi, con 1000 difficoltà per loro e per i familiari, non può che arricchirmi ulteriormente. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita.
Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presidente De Pascale, arriviamo, mancano pochi giorni alla fine di questo 2025 e chiedo un bilancio della Sardegna, un bilancio del commercio, un bilancio anche della situazione geopolitica dell'isola. È un bilancio questo del 2025 in continua evoluzione e direi anche un po' in chiaroscuro. Un anno nel quale noi ci aspettavamo un rilancio forse più importante e più deciso della Sardegna. Avevamo buone prospettive per quanto riguardava la vertenza entrate, avevamo la convinzione, o meglio la speranza, che questa vertenza potesse risolversi all'inizio dell'anno e quindi dare la possibilità di una programmazione di ampio respiro. Sappiamo molto bene quali sono le carenze fondamentali della nostra isola, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto, in primis l'energia, ma non solo, allo stesso livello i trasporti e le infrastrutture. Su questi tre temi evidentemente la vertenza entrate ha un'incidenza fondamentale. Registriamo oggi che comunque col 2025 si è chiusa, almeno come dicono nei paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, vedere cammello. Quindi aspettiamo le prime rate di erogazione da parte del governo alla regione, ma non dubitiamo che questo accadrà. 2025 che sotto altri aspetti invece ha riscontrato ancora parecchie difficoltà, soprattutto in alcune aree. È recente la notizia che l'area vasta di Cagliari risulta al primo posto secondo dei 90 indici, 90 parametri al primo posto delle città e delle province del Mezzogiorno. Ecco, poi io non sono mai d'accordo per chi inquadra la Sardegna come regione del Mezzogiorno. La Sardegna è l'unica vera isola italiana e in quanto tale va esaminata e studiata da sola e non certamente nel raffronto con altre regioni che presentano sicuramente degli aspetti di vantaggio competitivo rispetto alla nostra isola ben maggiori. Ci aspettavamo di più, sì, sicuramente, dal punto di vista sociale il tasto dolente della demografia ormai ridotta a livelli troppo bassi perché possa parlarsi di una società del benessere, perché quando l'età media aumenta in maniera eccessiva come quella della Sardegna è evidente che si inseriscono a quelli vecchi nuovi problemi e non solo di natura economica, basta pensare alla sanità, ovviamente come l'età media cresce, crescono anche i problemi dal punto di vista della salute della nostra società. Quindi questo è uno probabilmente degli aspetti a cui bisogna porre più rimedio e devo dire che
il progetto o la legge regionale che attraverso le Camere di Commercio facilita l'inserimento di nuove attività nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, una legge che nasce obiettivamente con buoni principi, con buone idee e che però non ha trovato riscontro. Le Camere di Commercio, a fronte della prima erogazione annuale di 20 milioni, hanno erogato voucher per poco più di 8 milioni per tutta la Sardegna. Voucher che facilitano l'inserimento di nuove attività fino a una facilitazione a fondo perduto di 15.000 euro e per chi aumenta l'occupazione fino a 20.000. Ma se noi non dotiamo la Sardegna di un sistema infrastrutturale coerente con le esigenze di un'attività che si insedia in un'area difficile, non possiamo pensare che questo progetto abbia successo se l'accesso a queste aree diventa sempre più complicato. Quindi tema infrastrutture è fondamentale. Vogliamo che la governance regionale, in virtù anche del successo colto con la vertenza entrate, dedichi fondi soprattutto a dotare la Sardegna di un sistema infrastrutturale coerente col 2026, quindi viabilità, quindi soprattutto finalmente un progetto per la rete ferroviaria della Sardegna e un progetto globale perché non ci siano più problemi di approvvigionamento idrico né per quanto riguarda i centri urbani né soprattutto per quanto riguarda le campagne. Quindi è un bilancio, quello del 2025, da cui forse ci saremmo aspettati qualche risultato in più. C'è il tempo per nell'anno prossimo di riprendere quanto non è stato fatto. E da qui voglio lanciare un appello: se le forze politiche, maggioranza e opposizione, non trovano delle intese sui grandi temi, resteremo sempre al palo. Allora, prima di salutarci, le chiedo il suo ruolo, l'uomo istituzionale, l'uomo imprenditore e l'uomo, cosa si augura a lei per il 2026? Per il 2026 io mi auguro che gli uomini sardi possano contribuire tutti perché questa bellissima terra possa avere i giusti riconoscimenti e possa essere effettivamente una terra amata non solo da chi arriva e prova tanta ammirazione per questa terra, ma soprattutto possa essere una terra amata da chi in questa terra è nato, ci vive e vuole continuare a stare, ma a star bene. C'è bisogno di tutte e tre le categorie di cui lei correttamente, devo dire, poi le ruberò anche quest'idea, no? Dell'uomo, della persona che ha dei ruoli nelle istituzioni, della persona che ha dei ruoli nel mondo produttivo e della persona che vive all'interno di questa società. Se riusciamo a fondere queste tre realtà abbiamo fatto un bel passo in avanti. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.